Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati allo Scrigno del Calcio. Rieccoci qui come ogni giorno alle ore 13 per parlare insieme di calcio e per raccontarvi, io sono qui per raccontarvi una storia di calcio tutti i giorni, voi per ascoltarle. Dal magico scrigno esce, esce l'album Panini del 93-94. In realtà non parliamo di campionato ma parliamo di Coppa UEFA, perché parliamo della cavalcata del Cagliari 93-94 in Coppa UEFA, così come qualche settimana fa abbiamo parlato della cavalcata del Bologna in Coppa UEFA fino alla semifinale. Se ve lo siete perso il video andatevelo a recuperare, sta andando molto bene, quindi evidentemente è piaciuto a molti. E qualche anno prima di quel Bologna anche il Cagliari subì più o meno lo stesso destino dei Felsinei. Bisogna contestualizzare e fare un passo indietro per raccontare la storia dall'inizio. Il Cagliari 92-93 è una squadra bellissima, una squadra divertente, una squadra anche pratica, è una squadra che allenata da Carlo Mazzone arriva a raggiungere l'Europa dopo tantissimi anni, la Coppa UEFA. Io ricordo il giorno dell'ultima giornata di campionato 92-93, inizio giugno, Cagliari-Pescara 4-0 con la matematica qualificazione dei rossoblù in Coppa UEFA, e Mazzone molto emozionato e quasi rammaricato perché ormai ha già firmato con la Roma, con la sua Roma, non potrà guidare il Cagliari in Coppa UEFA, ed è rammaricato di questo perché lui dice: abbiamo fatto qualcosa di veramente eccezionale, mi dispiace non poter guidare questi ragazzi in Europa. E in Europa dovrebbe guidare il Cagliari Luigi Radice, che viene chiamato al posto di Mazzone. Ma non sarà così, perché dopo la prima giornata di campionato, Atalanta-Cagliari 5-2 giocata sul neutro di Bologna, Cellino, che è un presidente che non va tanto per il sottile, esonera Radice e chiama Bruno Giorgi. Giorgi è un allenatore molto, molto preparato, molto educato, molto, un po' come è stato successivamente Guidolin, allenatore molto bravo ma anche taciturno, se vogliamo. Era un tecnico che non lasciava spazio a tante dichiarazioni, però molto bravo. Difficile che una squadra di Giorgi, una squadra allenata da Giorgi, abbia fallito la stagione. Non era spettacolare, non raggiungeva risultati eclatanti, ma l'obiettivo delle squadre alla fine lo faceva raggiungere sempre. Tra l'altro il Cagliari è una buona squadra, in porta c'è Valerio Fiori, in difesa c'è un terzino, oltre ai soliti che conoscerete tutti, Firicano, che ha giocato tanto nel Cagliari, difensore con il vizietto del gol, c'era Vittorio Pusceddu, che io mi ricordo che era un terzino con il sinistro di un'esplosività clamorosa, tirava calci d'angolo, alcuni direttamente in porta, tirava punizioni, tirava da fuori area. Nel 92-93 credo avesse fatto 6 o 7 gol. Terzino molto sottovalutato, che oggi, per la qualità della Serie A di oggi, non dico che farebbe il titolare nelle grandi squadre, perché non credo che farebbe il titolare nel Milan al posto di Teo Hernandez o all'Inter al posto di Di Marco, ma sicuramente sarebbe in una squadra costantemente in corsa per l'Europa. Piede sinistro davvero molto potente. Poi c'è la qualità a centrocampo, c'è Massimiliano Allegri, c'è Gianfranco Matteoli, che sono due che il pallone lo sanno trattare bene con i piedi, e in attacco c'è una coppia che anche questa tanti oggi invidiano. C'è Oliveira e c'è Deli Valdés, primo giocatore panamense a giocare in Italia. Adesso non so se è anche l'unico, tra l'altro. Bisogna andare a vedere. Eccolo qui, la rosa del Cagliari 93-94, con tutti i giocatori che vi ho nominato e ovviamente anche tutti gli altri. Il grande obiettivo del Cagliari, oltre a cercare di centrare comunque la salvezza come tutti gli anni, è quello della Coppa UEFA. Non si sa dove possa arrivare la squadra sarda, si sa solo che c'è un entusiasmo in tutta l'isola. Poi come sapete il Cagliari lo tifano tutti in Sardegna, è forse l'unica
situazione simile in Italia, cioè non è che in Campania tutti tifano per il Napoli, anzi tutt'altro, o nel Lazio tutti tifano per la Roma o per la Lazio. In Sardegna veramente, al di là dei tifosi della Torres o dell'Olbia o di altre squadre, quando gioca il Cagliari c'è tutta un'isola che spinge i rossoblù alla vittoria. La Coppa UEFA di inizio anni 90 è tra l'altro una competizione ancora di grande livello, molto prestigiosa, perché in Coppa dei Campioni vanno soltanto, oltre che la detentrice del trofeo, le vincitrici dei rispettivi campionati, per cui se il campionato in Spagna non lo vince il Barcellona, in UEFA c'è il Real Madrid, se in Italia lo scudetto non lo vince la Juventus, c'è il Milan, e viceversa. Insomma, il livello è molto alto. Nel primo turno il Cagliari affronta la Dinamo Bucarest, una squadra non eccezionale, ma il Cagliari forse pecca un po' di inesperienza, perde all'andata per 3-2, ma riesce a rimontare al ritorno vincendo per 2-0. Purtroppo non vi ho potuto portare altre cose. Segnano comunque Matteoli su calcio di rigore e Oliveira. Oliveira è un gran bomber. Non è un centravanti puro, ma è un attaccante molto tecnico, molto bravo anche in contropiede, e in Europa fa davvero la differenza in quella stagione. Secondo turno ci sono i turchi del Trabzonspor. Anche qui in trasferta il Cagliari non parte benissimo, pareggia 1-1 con una zampata di Deli Valdés proprio al 90°, e al ritorno, e io me la ricordo benissimo questa partita, Cagliari-Trabzonspor fu mandata in diretta dalla Rai. Ad un certo punto, con risultato sullo 0-0, si scatenò una bufera, un temporale clamoroso, e le squadre facevano fatica a giocare, e io non mi ricordo perché fu interrotta la partita negli ultimi minuti, credo per mandare non so se era una dichiarazione, qualcosa del Presidente della Repubblica. Adesso non mi ricordo, anche perché a 10-11 anni non è che mi importasse particolarmente di tutto ciò che non riguardava il calcio, e quindi rimasi in attesa che si ricollegassero con Cagliari per capire se il Cagliari si era qualificato o no. Alla fine la partita finì 0-0, il Cagliari si qualificò per la regola dei gol in trasferta, ma fu un finale abbastanza convulso perché il campo era diventato una sorta di pozzanghera unica di acquitrino, e in quel caso chi si difende è vero che basta che butti il pallone in avanti a casaccio, ma può anche rischiare di prendere gol. Nel frattempo il Cagliari non sta andando benissimo in campionato, di certo sta facendo un campionato inferiore rispetto al precedente, e sta rischiando fortemente di essere risucchiato nella zona retrocessione, perché a differenza delle rivali nella lotta per non retrocedere ha l'impegno infrasettimanale che ad esempio la Cremonese, il Genoa, l'Udinese non hanno. Quindi è più complicato preparare le partite di campionato, tant'è che qualcuno inizia a pensare che forse sarebbe meglio per il Cagliari uscire dall'Europa per non rischiare di retrocedere. Però i giocatori sanno che quella è un'occasione più unica che rara, Giorgi idem, e insieme vogliono provare a coronare questo sogno e ad arrivare più in là possibile. Agli ottavi di finale il Cagliari incontra il Malins, i belgi del Malins, che alla fine degli anni 80 avevano fatto penare le pene dell'inferno alle squadre italiane, all'Atalanta che in Coppa delle Coppe era uscita in semifinale, Atalanta che giocava in Serie B ma disputava la Coppa delle Coppe come finalista della Coppa Italia precedente, e a un passo dalla finale fu eliminata dal Malins, che era una squadra molto ostica, molto arcigna, tutti in difesa e sfruttavano le poche occasioni che avevano in avanti, e aveva fatto penare il Milan di Sacchi nel 90, che era riuscito a passare solo ai tempi supplementari, anche lì penando davvero le pene dell'inferno. È un altro Malins. Il Cagliari vince 3-1 in Belgio, tra l'altro segna Matteoli con una bordata da fuori area, segna Pusceddu con un pallonetto, una palombella che dimostra quanto il suo piede sinistro sia sensibile e preciso, e poi segna Oliveira, proprio un belga in Belgio,
3-1 e praticamente chiusa. A ritorno finisce 2-0, gol di Firicano, difensore Firicano, e ai quarti di finale c'è il derby italiano con la Juventus di Trapattoni che parte favorita, la Cagliari che se la vuole giocare. All'andata Cagliari-Juventus 1-0, gol di Deli Valdés, il Cagliari parte favorito, ovviamente dopo aver vinto all'andata. Al ritorno è una partita bellissima, piena di emozioni e di capovolgimenti di fronte. La Juventus segna con Dino Baggio. Al Cagliari viene annullato poi un gol che sarebbe potuto essere il gol del pareggio. Pareggia il Cagliari con Firicano. Poi succede che alla Juve viene assegnato un calcio di rigore ai più parso inesistente, un fallo del portiere su Ravanelli che non sembra essere calcio di rigore, ma la terna arbitrale vede calcio di rigore, non c'è il VAR neanche a parlarne, e la Juve può riaprire la partita. Sul dischetto va Roberto Baggio che spiazza il portiere ma stampa il tiro sul palo. È il momento che fa capire che forse gli dei del calcio sono dalla parte del Cagliari, e in contropiede arriva il gol di Oliveira, 2-1 per il Cagliari elimina la Juventus, peraltro detentrice della Coppa UEFA, e vola in semifinale. In semifinale c'è un altro derby contro l'Inter. L'Inter sta andando malissimo in campionato, sta andando addirittura peggio del Cagliari stesso in campionato, e il Cagliari sembra partire alla pari dei nerazzurri, tant'è che all'andata una partita bellissima, Cagliari-Inter finisce 3-2, vantaggio del Cagliari, vantaggio dell'Inter, poi il gol del Cagliari 2-2 e gol di Pancaro, un giovanissimo Pancaro, proprio nel finale il Cagliari vince 3-2 e poi si spegne completamente, e nel ritorno a San Siro non scende praticamente in campo. L'Inter vince 3-0 e il sogno del Cagliari si interrompe proprio in semifinale. L'Inter poi batterà il Salisburgo nella doppia finale e il Cagliari resta con l'amaro in bocca per una finale che sembrava ad un certo punto davvero alla portata dei rossoblù sardi, ed è quella anche l'ultima partecipazione del Cagliari ad una competizione europea. Chissà se un giorno rivedremo i sardi in Coppa. Iscrivetevi al canale, lasciate commenti, like, ci vediamo domani, ciao!